Documenti ritoccati per partecipare ad una gara, ma soprattutto informazioni che non dovevano essere rivelate. È partita da qui l'inchiesta sui presunti favori tra la prefettura di Padova e la cooperativa Edeco, ex Ecofficine, durante il periodo dell'emergenza profughi. Il pubblico ministero Sergio Dini ha chiuso le indagini sulle irregolarità nella gestione delle strutture per migranti in città tra il 2015 e il 2017. 8 le persone che risultano indagate, tra queste l'ex prefetto vicario Pasquale Aversa, il viceprefetto Alessandro Sallusto, la funzionaria Patrizia Quintario e i vertici della cooperativa Simone Borile, la moglie Sara Felpati e il socio Gaetano Battocchio. I reati contestati sono quelli di concorso in turbativa d'asta aggravata e continuata, rivelazione ed utilizzazione del segreto d'ufficio, frode nelle pubbliche forniture, tentata truffa, induzione indebita a dare o promettere utilità, abuso d'ufficio e falso. Coinvolti nell'indagine anche altri 2 dipendenti della Coop che si sarebbero prestati a certificare documenti falsi per salvare la cooperativa da accertamenti. Lo scandalo emerse l'estate dello scorso anno quando giunse l'avviso di garanzia al prefetto vicario Aversa, poi trasferito a Gioia Tauro, comune sciolto per mafia. Da qui si scoprì una serie di presunti illeciti legati alla gestione prima dell'ex caserma Prandina a Padova, dove vennero ospitati più di 500 profughi, e poi al lab di Bagnoli recentemente chiuso. Entrambe le 2 strutture d'accoglienza erano gestite dalla cooperativa Edeco, ex Eco Officine. Agli atti dell'inchiesta risultano alcune telefonate in cui si rivelava l'arrivo di ispezioni nei centri, oppure in un caso la funzionaria Quintario informava i vertici della Coop dell'esito di un incontro tra l'allora prefetto Patrizia Impresa e il Ministero. La funzionaria inoltre è indagata per il reato di induzione a dare utilità. In pratica la figlia della donna sarebbe stata assunta da Eco Officine in cambio dei suoi favori. Inoltre vengono contestati 2 bandi da 20.000 euro ritenuti formulati ad hoc perché Edeco potesse aggiudicarsi la gara, e c'è anche l'ipotesi di truffa, dato che la stessa cooperativa avrebbe retrodatato un documento per partecipare ad una gara indetta dal comune di 2 Carrare.